Il modello di gestione della Valle dei Templi è eccellente, a dirlo il Ministero per i Beni Culturali, che ha bandito un apposito concorso e ha stabilito che proprio la Valle rappresenterà l'Italia nell'ambito della quinta edizione del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa. Agrigento e la sua valle, dopo essersi piazzate tra i primi 97 candidati tricolore, grazie al progetto Agrigentum Landscape Generation, adesso concorrono per l'ambito riconoscimento su scala europea. La commissione istituita dal MIBACT ha valutato di particolare eccellenza il progetto volto alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio, del patrimonio materiale ed immateriale, ed ha riconosciuto al parco grande merito di essere riuscito a raggiungere alti obiettivi in ambito di riqualificazione dei luoghi attraverso la valorizzazione di tutte le componenti storico-culturali, così come nella crescita civile e culturale della comunità locali. Tra i candidati in lista figurava anche il comune di Realmonte con Liberare la bellezza, un processo virtuoso per il paesaggio della Scala dei Turchi. È stato ritenuto meritevole di menzione tra i 14 ammessi per la tematica legalità e paesaggio, lotta all'abusivismo attraverso la valorizzazione delle qualità territoriali. Grande soddisfazione ha espresso il direttore dell'ente parco Giuseppe Parello. Stiamo convocando una conferenza stampa per lunedì in cui illustreremo il progetto. Sì, è una cosa molto bella perché viene apprezzato il lavoro che è stato fatto all'interno del parco, ci viene riconosciuto il Premio Nazionale del Paesaggio e il nostro progetto concorrerà rappresentando l'Italia al Premio del Paesaggio Europeo. Ecco, qualcosa di particolare per cui avete avuto questa nomination di grande importanza su tantissimi progetti? Sì, fondamentalmente è l'aspetto gestionale, è un'attività molto complessa che è stata riconosciuta di interesse. Nel dettaglio lo faremo lunedì. Sì.